ma con il ministro Matteoli. Ma per il comitato pendolari molto resta ancora da fare. Il servizio di Duilio Calarco. Per una volta i viaggiatori dei treni non dovranno patire alcun disagio. Dopo l'allarme delle forze politiche e dei rappresentanti sindacali sono stati scongiurati i ventilati tagli di convogli a lunga percorrenza tra la Sicilia e il continente. Nessun treno verrà soppresso e saranno mantenute le linee che avrebbero dovuto essere eliminate, soprattutto da Palermo, Agrigento e Siracusa. L'annuncio del sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Giuseppe Reina, dopo un vertice con l'amministratore delegato di Trenitalia Vincenzo Soprano, non cancella le preoccupazioni per un progressivo smantellamento del trasporto pubblico ferroviario che il Comitato Pendolari Siciliani denuncia da una decina d'anni. In questi 10 anni in realtà sono state chiuse stazioni piccole, sono state chiuse le sale d'aspetto, ahimè anche le classiche ritirate, oggi i bagni, e piano piano sono stati tolti molti servizi essenziali alla stazione di Messina, Catania, Siracusa per centralizzare tutto il movimento o tutti i lavori a Palermo. Evitati i tagli che nel prossimo dicembre avrebbero portato a soli 14 treni a lunga percorrenza che collegano l'isola al resto del paese, con una riduzione del 75% rispetto ai convogli di 5 anni fa. Per il trasporto ferroviario siciliano adesso si profila un'integrazione di risorse finanziarie da parte del Ministero di diversi milioni di euro. Il Comune